Gesuino, Sì? sto registrando. Ah, fai bene. Dimmi il secondo step che mancava ieri, quindi puoi continuare. È fare le pulizie in casa con aspirapolvere, straccio, olio di gomito e darsi da fare. Sì, Niente, nessuno. Tanto Natale è già passato, siamo già a Pasqua sì, e quindi niente. Beh, io ero stato, hai fatto colazione stamattina? sì, ma continua col repertorio del CUM. Il CUM va avanti inesorabilmente. Adesso stiamo spazzolando i limoni dei proprietari di famiglia che sono, hanno assunto una copertina, un colore nero, mentre il limone sotto è giallo. E allora niente, parlavo con mia figlia, lei ha detto che basta spazzolarli e poi tornano normali. Non capisco se sia una malattia di tipo venerea, cioè del limone in se stesso, non un virus, ma che cosa potrebbe essere? Quello delle piante. Non me ne intendo di queste di botanica, però il fatto sta, l'altra potrebbe essere che essendo la pianta in un punto dove è protetta dal maestrale, che gli uccellini ci vadano a fare i popò, hai capito? E quindi, insomma, questi limoni, uno a vederli dice, ma questi limoni perché hanno questo nero? Non si sa, è un mistero. O è un problema, diciamo, naturale di ossidazione, una malattia delle piante, o semplicemente le cacchette degli uccellini. Quindi darsi da fare, ordinare per riordinare e riordinare sempre, riordinare e poi disfare per riordinare. Stavamo allestendo lo studio, va avanti, a breve faremo dei riversamenti da digitale no, da analogico a digitale, perché adesso digitale è quello che è la maggiore, cioè nel senso del linguaggio tecnico, che è interfacciabile ovunque. Adesso si dice, ma hai digitalizzato tutto? Beh, lo stiamo facendo, piano piano ci arriviamo. Ti manderò delle foto. C'è un assistente qua che lavora a tempo pieno con me. Se vuoi te lo faccio salutare. Puoi chiudere con un pezzo musicale, c'hai qualche strumento tra le mani oppure il giradischi, così auguri un buon Natale e buon anno ai tuoi fans. Ah, ai miei fans, mi va a spazzare, poi. Ai miei fans gli auguro il Come the Sun. Eh, qui arriva il sole. Ecco qua, vediamo se riusciamo a metterlo qui. Di George. A proposito, ho notato che... Ah, eccolo qua. Speriamo un po' di volume. Oh yeah! Ecco, siamo sulle ali di George. Che
mi ha risposto a una mia notifica Graham Nash, ti ricordi Crosby, Still, Nash Young? Sì. Poiché nel 74 ho prolungato la mia vacanza a Londra per tornare insieme a mia moglie, quella che poi ho sposato, nella mia moglie inglese, Carol Snowdon, come le montagne nevate del UK, dell'Inghilterra, no? E dunque siamo stati a vedere questo concerto che erano Crosby, Still, Nash Young e con guest Johnny Mitchell. Ho conservato questo biglietto che, cioè, è uno scontrino, è un biglietto, uno dice ma che fai, ti conservi un biglietto, hai tanta roba con questo accumulo compulsivo. Ma quel biglietto adesso vale un dialogo anche insieme a quelli che erano i musicisti giovani da grandi adesso hanno desiderio chiaramente di comunicare, per cui quello che auspicavo, che gli artisti che dovrebbero venire in Sardegna potrebbero venire con le stampelle in barella, ma non ha importanza, basta che vengano, perché noi abbiamo tutta la nostra ospitalità che è proverbiale. La Sardegna ha sempre ospitato lo straniero o quello che passava dai nostri palanci. Quindi auguro, qui arriva il sole con George Harrison e Paolino che fa l'attendente attende, capito? Va bene? Ma Bene. fai sentire sì. la musica, però non si sente. George, adesso andiamo a sentire George. Lui per me era la mente più raffinata e spirituale dei Beatles. Adesso dopo questo ne viene un altro. No, questo siamo. È l'album Lady B. È quello famoso di Abbey Road. L'album Abbey Road, dove sono nella copertina. Ecco. Sinceramente adesso sono in coro, quindi non so. Qua attraversano Abbey Road sulle strisce pedonali, è famosa, no? John Lennon con capelli lunghissimi, barba lunga, abito bianco, Ringo Starr con i sacchetti, Paul McCartney scarso e George Harrison l'ultimo. Però se dovessero invertire la rotta, come di fatto è successo, che spiritualmente George Harrison era più avanti di tutti, non per niente ha sviluppato il suo contatto culturale con i paesi dell'est, cioè l'India in particolare. È un devoto, insomma, lo si considera forse buddista, non sapevo, induista di sicuro, perché l'induismo sta alla base di tutte il pensiero filosofico spirituale dell'Oriente. Ecco, Narami, vuoi che ti parli del Siderami? No, fai il saluto. Quella musica non si sente per nulla, però qua. La musica, adesso ci andiamo vicino. Ecco. Finisci con la musica e con un saluto ai tuoi amici e ai tuoi fans. Allora, sì. Tanti saluti dal CUM, che sarà, come dire, sarà
disponibile mano a mano che viene organizzato solo per appuntamento. È un museo privato della musica, tra oggetti legati alle culture scomparse, non so, tutto il complesso della produzione dei strumenti, quindi dal Carrabui, elementi del Carrabui per esempio, ricordi della trebbia, con un mondo che è cambiato verticalmente in Gallura. Passiamo parlati dalla contadinanza alla cultura economia mista, un po' pescatori, contadini, pescatori, cacciatori e raccoglitori, tale e quale come le troviamo in altre parti del mondo, non so cosa possiamo dire, Nuova Guinea, per dirne una, visto che è così esotica. Quindi tutto questo serio, qui ci sono una quantità immensa di libri. Adesso per esempio sto leggendo L'isola delle sette palme, l'hai mai letto? No. Per un professore di filosofia è indispensabile. L'isola delle sette palme. Oppure Callifora, Patricia Cornwell. Oppure ecco, anche un manuale, dare una sfogliata, un manuale, dizionario dei sinonimi e dei contrari. Di questi ce n'ho una vera collezione, libri molto più grossi, che va bene per affrontare la deriva in filosofia dell'intendimento delle parole come semantica, semiotica, semiologia. C'è un po' tutto. Amplificatore Yamaha da restaurare, chitarre che non sono mai, io non metto mai le chitarre su cavalletti e storie così, sono giustamente custodite dentro la custodia. La custodia serve per custodire le mie chitarre. Poi pubblicherò delle foto di modo che si possono vedere. C'è già un allievo che posso ufficializzare già qualche nome, come Andrea Zara, che ha dimostrato un amore e apertura verso tutto quello che riguarda appunto la musica che si coltiva in questo ambiente, nel museo, le chitarre in particolare. Per lui, essendo chitarrista, la prima cosa che ha voluto vedere è stato, non so se la Les Paul, sì, la Les Paul Gibson nera del 79 e la Stratocaster bianca del 63. Queste sono le cose che amano i chitarristi in particolare. Però avere un'apertura totale, proprio tutto il giro tondo di 360 gradi ed essere rispettoso di un tempo che va. Ti devo richiamare, Mario, e chiudiamo un saluto a tutti i fans i Cum fans, ok?